Suoni della vallata, ma quella di un tempo. Oggi il panorama del Grappa è completamente cambiato. Ci viene da pensare che non è neanche più un posto per noi, che siamo qui affissi. Il Grappa non è più una montagna da pascolo, è l'amara conclusione di allevatori e malgari alla fine della stagione 2017. Di solito ancora per un altro mese si sentivano animali al pascolo, campanelli, trovavi animali per tutto il Grappa. Adesso siamo rimasti noi. Giorni fa è intervenuto anche il prefetto di Vicenza parlando di emergenza. Le predazioni sono sempre più vicine alle case, ma nel Trentino la presa d'atto è stata precedente con l'assessore provinciale all'agricoltura. Non si può dire altrettanto del collega del Veneto Giuseppe Panna. Le istituzioni secondo me sono arrivate tardi. Tardi e malamente. Le recinzioni che vedete sono quelle fornite dall'assessore Pan, altezza 1 metro. Esperti del WWF però hanno spiegato che serve una rete e di almeno 170 centimetri. Intanto le abitudini di lavoro sono cambiate per i malgari e diventate più costose. La notte ci si sveglia, le luci restano accese e i pochi cerbiatti rimasti dormono vicino alle case. I bovini vengono portati più a valle e recintati. Non so i prossimi anni cosa possa succedere, o per noi, per 4-5 aziende che siamo qui nel Grappa fisse, cosa succederà quest'inverno. Il WWF propone delle ronde di volontari, attendono però anch'essi, spiega l'allevatore, contributi regionali.